Magliettina, scarpe da tennis, tanto entusiasmo e pronti a correre per San Sebastiano. Tantissimi bambini, i giovani e gli adulti che hanno partecipato nelle varie categorie alla corsa di San Sebastiano, manifestazione come da tradizione inserita nei festeggiamenti in onore del santo patrono di Mistretta e molto attesa da grandi e piccini. Dalla categoria primi passi, dove a gareggiare sono stati bambini fino a 5 anni di età, agli esordienti, dai giovanissimi alle cadette, in tanti hanno vissuto non solo un momento sportivo, ma anche una bella attività formativa, da cui apprendere lo spirito di aggregazione, il rispetto dell'avversario, l'importanza delle tradizioni e la devozione per San Sebastiano. Tra le novità anche il trofeo della Vara, vinto da un gruppo di atleti provenienti da Nicosia, e il trofeo della Varetta, riservato ai portanti, e in cui si è piazzato al primo posto Filippo Di Marco. Ad aprire la manifestazione, che si rinnova ogni anno dal lontano 1994, grazie all'entusiasmo del professore Pippo Dolcemaschio, le ballerine della Gym Wellness, che hanno incantato il numeroso pubblico presente. Subito dopo anche un intenso momento di raccoglimento, con la preghiera recitata da Sebastiano Insinga e scritta da Peppino Lopresti, storico superiore della Varetta. Dopo 2 anni di stop dovuti alla pandemia, nel pomeriggio di sabato 13 agosto, a riecheggiare tra le vie di Mistretta le note dell'inno del trofeo podistico, negli occhi dei bambini, delle mamme, dei tanti partecipanti e dei presenti, emozione, gioia, un unico motto: corro e mi diverto, e un unico grido: arriverai al traguardo nel cuore di San Sebastiano. Come partecipare a questa gara? È bello, eppure è bello, si deve partecipare, no, per vincere, per partecipare. Come ti chiami? Ginevra! Com'è stato correre per San Sebastiano? Bello! E hai vinto? Sì! Il trofeo è giunto alla 26esima edizione, saremmo stati alla 28esima se non ci fossero stati 2 anni di Covid. Dal lontano 1954 i vari comitati che organizzano la festa di San Sebastiano, che sono ceduti, hanno sempre organizzato questo trofeo, che è una festa per i bambini, spettacolare, come avete visto, bambini da 1 mese a non so, 74 anni, le persone che hanno partecipato, che hanno veramente corso per San Sebastiano. Sin da piccoli sentire questo, io lo chiamo in dialetto parparire del cuore, qualcosa che deve avvicinarli alle emozioni. E quindi ancora quest'anno, grazie a Domenico Dolce, che si è speso assieme a tutti gli altri del comitato a far sì che la corsa di San Sebastiano potesse essere ripresa, ed è stato a mio avviso un successo. La mia emozione è stata grande, perché quando vedo quei bambini che sono sorridenti, che sono gioiosi perché rispettano il motto della corsa che allora ho ideato: corro e mi diverto, e poi la canzoncina corri bambino corri, dove non c'è età, non c'è colore, c'è solo amicizia, c'è amore, canzoncina che è stata scritta e musicata dal professore Lucio Branca nel lontano 2015 ed è stata, come dire, arrangiata, cantata dai bambini della scuola primaria dell'istituto comprensivo Tommaso Aversa. Mi riporta indietro di tant'anni e mi crea tantissime emozioni. Da Torino! Perché hai deciso di partecipare? Perché ho preso 2, 3... Corri ma con vigore e vincerai sempre! Arriverai al traguardo del cuore di San Sebastiano!
dei lavori che veramente bellissimo, bellissimo, Lei ha detto che tutto riparte, in sostanza San Sebastiano ha ripreso la corsa,